Un caro saluto a tutti. Il Comitato Regionale Veneto ha predisposto una serie di appuntamenti web con autorevoli relatori su diversi argomenti. Questi eventi hanno lo scopo non solo informativo, ma anche di riallacciare i contatti tra i tecnici in questo secondo lockdown. Un'opportunità di ritrovarci insieme, a confrontarci e discutere sui temi che ci coinvolgono in un momento molto delicato e difficile per tutti, ed in particolare per i bambini, al centro delle nostre attenzioni. Un modo per essere proattivi e riprogettare un futuro malgrado le avversità che ci opprimono. Con la speranza di ricominciare e rivederci al più presto, vi auguro buon ascolto. Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro con gli aggiornamenti del Comitato Regionale Veneto. Il tema di questa sera è particolarmente interessante, così come il relatore. Parliamo della motricità dei bambini dopo il lockdown. Ne parliamo con Paolo Danese. Buonasera Paolo. Buonasera. Per i pochi che non lo conoscessero, Paolo Danese è professore docente presso l'Università di Pavia, è insegnante della scuola primaria, specializzato nel sostegno e è il referente del settore istruzione tecnica per tutta l'area che riguarda il lavoro in acqua con persone con disabilità. Quindi da questo osservatorio molto ampio ci sembrava la persona più adatta per trattare questo argomento. Come di consueto, prima di lasciare la parola a Paolo, abbiamo Antonella Beghetto come padrona di casa per un saluto e un'introduzione ai lavori. Buonasera a tutti, grazie Federico, un grazie in particolare a Paolo che ho invitato non solo perché è un carissimo amico, ma anche perché, come ha detto Federico, riteniamo che sia la persona più indicata per avvicinarci e farci comprendere i bisogni, le necessità e i problemi della motricità dei bambini in questo momento, oltre a altre tantissime sue competenze. Grazie Paolo e siamo veramente tutto orecchi ad ascoltarti. Grazie a tutti. Grazie Antonello. Allora... Paolo, scusami, ti rubo 2 secondi ancora solo per informare che, come di consueto, se avete delle domande, degli interventi rispetto a quello che ci racconta Paolo Danese, potete postare nei commenti o della pagina Facebook o del canale YouTube. Ho detto tutto, Paolo, a te. Allora, spero di essere sufficientemente tecnologico. Allora, buonasera a tutti, è un piacere essere qui in questo momento, anche in virtù dell'argomento che stiamo trattando, vale a dire la motricità del bambino dopo il lockdown. È un argomento, dal mio punto di vista, molto interessante. Interessante perché io sono ancora tra quelli a cui piace puzzare di cloro, sto tranquillamente in acqua, bene o male col tempo sono passato ad avere soltanto soggetti disabili perché il tempo a disposizione è quello che è, ma tanto a scuola quanto in piscina, quando collaboro col mio coordinatore piano vasca per vedere come sono i bambini, una delle preoccupazioni maggiori che abbiamo avuto in questo periodo è come li abbiamo ritrovati subito dopo il lockdown, che era uno dei momenti pregnanti. Oltretutto, con questa serie di montagne russe che ci costringono ad avere dei bambini che da momenti dove possono fare esattamente quello che vogliono, periodo tra settembre e novembre, quando abbiamo avuto la possibilità di poterli avere in piscina, a momenti come questi dove siamo nella più completa impossibilità di fare attività fisica. Un'impossibilità fisica che tra l'altro non è soltanto specchio dell'attività per quello che riguarda la piscina, ma riguarda anche l'attività scolastica. Infatti molte scuole non fanno fare ai propri alunni attività scolastica per il semplicissimo fatto che non abbiamo al momento le potenzialità per poter successivamente pulire la palestra e fare in maniera tale che i bambini possano fare attività fisica in tutta sicurezza per il problema Covid. Perché c'è tutta una procedura di igienizzazione di palestre, spogliatoi e percorsi che i bambini fanno che molte scuole non possono applicare. Non possono applicare per mancanza di fondi e non possono applicare per mancanza di personale che possa agire direttamente sugli spazi che ho appena descritto per poterli igienizzare e consentire di far entrare questi bambini in sicurezza. Fate conto che io sono specializzato in motoria,
porto i miei bambini in giardino a meno 2 gradi, meno 3 gradi, o nel corridoio dove fa veramente un gran freddo, pur di fargli fare attività, con tutti i rischi del caso, perché non essendo ambiente adatto e deputato a un'attività di questo tipo, se uno di questi bambini dovesse scivolare, farsi male durante un'attività di motoria, rischio io varie conseguenze. Perché lo faccio? Perché mi sto accorgendo che i bambini in questo momento hanno una spaventosa esigenza di muoversi. So che sembra un luogo comune, ma in effetti al ritorno dal lockdown i bambini hanno presentato tutta una serie di caratteristiche legate all'aspetto motorio. Non voglio entrare nello psicomotorio perché è un attimino già più specialistico, ma proprio sotto l'aspetto motorio puro che mi ha un attimino spaventato, che mi ha un attimino preoccupato. Allora, posso condividere lo schermo? Vediamo se ho capito come si fa. Spero di sì. Federico, spero di fare le cose giuste. Questo. Vai, ci siamo, eccoci qua. Si vede? Sì. Perché non vedo nulla. Ora credo non si veda più. Dovresti tornare nella modalità di relatore come eri prima. Allora sono qui. Condividi il video. Share. Finestra applicazione. Questo. Condividi. Si vede? Sì. Ecco, resta in questa modalità di visualizzazione e spostati da una diapo all'altra sulla colonna di sinistra, così. Allora, una delle mie prime preoccupazioni, dopo che è finita la gran parte del periodo di lockdown, era avere dati certi di quello che stavo parlando. Sull'argomento motricità posso dire che non è che sia stato fatto un grandissimo discorso, anche perché la considerazione che purtroppo si ha a livello medico generale sull'attività fisica purtroppo agli occhi di tutti. Sembra quasi che l'attività fisica sia una delle ultime da tenere in considerazione. C'è un problema, un focolaio di Covid, benissimo, le prime cose che chiudiamo sono le palestre e le piscine, tanto giusto perché dobbiamo chiudere qualche cosa. E la motivazione che abbiamo qua in Lombardia, ma penso anche in tutte le parti d'Italia, è che le persone che vengono da noi in piscina occupano i mezzi pubblici, occupando i mezzi pubblici potrebbero essere diffusori di Covid. Di base è una cosa che mi lascia molto perplesso, nel senso che comunque sappiamo benissimo che i nostri impianti hanno fatto tutto ciò che è possibile per poter garantire la presenza sicura dei nostri utenti in piscina. Ma parallelamente una delle cose che mi spaventa maggiormente è la non considerazione che viene fatta a livello dell'importanza della motoria per tutte le nostre future generazioni, e questo su varie scale, dallo sviluppo per esempio dell'intelligenza dei bambini, che in alcune parti della loro vita si sviluppa in momenti ben precisi, e saltare questi passaggi fondamentali vuol dire che noi in piscina avremo un gruppo di bambini di certi anni che l'anno prossimo potrebbero avere serissimi problemi per quello che riguarda il loro sviluppo motorio e l'acquisizione delle tecniche del nostro sport. Ma dall'altra parte un'altra cosa che mi lascia molto molto perplesso è proprio tutto il settore della disabilità, che attraverso l'attività fisica trova tantissimi vantaggi, non soltanto sotto l'aspetto primario della motricità, ma anche e soprattutto per quello che riguarda tutto quello che riguarda l'integrazione, per esempio, in ambito sociale. Tutte le sperimentazioni che loro potevano fare usciti dall'acqua per poter sviluppare quelle competenze che gli avrebbero consentito poi successivamente di essere perfettamente inseriti nel gruppo sociale di riferimento. Io ho un mio ragazzo che ha una trentina d'anni, viene in piscina giusto per nuotare, ma quello che lui serve maggiormente a livello di attività sportiva è, punto primo, riuscire ad acquisire per esempio la motricità del lato sinistro del suo corpo, che al momento è quello più carente a causa di una paresi, ma anche dall'altra parte il poter fare attività sportiva, perché lui, cambiandosi da solo nello spogliatoio, si sentiva decisamente più integrato. Quindi doppio aspetto che io dovrei considerare, non soltanto l'aspetto motorio puro, ma anche tutto l'annesso e connesso che ruota attorno a questo argomento. Di base, devo fare così.
Allora, una delle prime cose che mi sono chiesto, anche per degli approfondimenti che ho dovuto fare per un corso universitario che ho a Pavia, è vedere di cosa stiamo parlando. Vale a dire, se io voglio vedere che diversità c'è stata fra il lockdown prima e dopo, a livello di motricità dei bambini, quali possono essere i parametri che io potrei e dovrei andare a vedere? Come parametri di base, quelli che mi interessano maggiormente, quindi dovrebbero essere quelli che riguardano da una parte i prerequisiti strutturali, vale a dire il lockdown, quanto ha avuto azione per esempio nelle strutture che poi consentono a questi ragazzi di poter svolgere un movimento? E bene o male vedere gli effetti del lockdown che ci possono essere stati per esempio a livello dei grandi apparati, quanto possono aver inciso per esempio a livello di crescita. Dall'altra parte invece vedere lo sviluppo del sistema nervoso. Lo stare chiuso in casa ha stimolato per esempio alcune percezioni? Quanto ha agito per esempio su alcune tipi di attività che possono essere considerate importanti per lo sviluppo poi di successive attitudini? Non soltanto quindi la conduzione del gesto tecnico in quanto tale, ma anche capacità di ragionamento. C'è tutta un'area molto importante che si chiama funzioni esecutive, che sono quelle che poi ci permettono successivamente di poter decidere quando e come fare un certo tipo di movimento, per esempio scegliere a quale stimolo rispondere o non rispondere, che durante il lockdown non sono state portate avanti, perché comunque non ci sono stati abbastanza stimoli da parte delle famiglie rispetto a questi bambini per far sì che queste cose potessero essere sviluppate. Apparato cardiocircolatorio, per esempio, e respiratorio, la totale inattività, se non quella fatta sul balcone o in cameretta, magari utilizzando dei tappetini perché la mamma ha visto che su un sito c'erano questi esercizi. Di queste persone che hanno fatto cose del genere parliamo veramente di pochissime persone e certamente non stimolano i grandi apparati come noi per esempio avremmo voluto. Dall'altra parte tutta una serie di prerequisiti funzionali che sono stati forse quelli maggiormente danneggiati. A livello di danno, infatti, noi possiamo dire per esempio che a livello di struttura dello schema corporeo le difficoltà, come vedremo, sono state tante. Sono state tante perché i nostri soggetti non hanno potuto mettersi in situazione per poter approfondire una conoscenza, per esempio, del loro corpo in rapporto allo spazio e al tempo, senza averne una consapevolezza. Do degli spunti al volo di quello che mi succede in classe. Un bambino di una classe con cui faccio motoria si è spaccato un dente. Si è spaccato un dente perché in un esercizio che si riteneva banale come lanciare un foulard e riprenderlo al volo, quindi con un tempo tecnico veramente bassissimo a livello di discesa e con una percezione spazio-temporale che dovrebbe essere abbastanza rapida, perché comunque è un oggetto che cade molto lentamente nelle mie mani, questo ha sbagliato completamente la parametratura del suo corpo nello spazio ed è riuscito a cadere per terra sbattendo la faccia perché ha percepito la caduta di questo velo quando questo velo era a 5 centimetri da terra e ha preteso di prenderlo senza che questo cadesse sul pavimento. Un esempio, ma di tanti altri che mi sono successi, per esempio a scuola, la funzione e il ruolo degli equilibri. Bambini che inciampano nel niente, bambini che stanno camminando regolarmente e questi inciampano nell'amico immaginario o in ostacoli che non esistono. La lateralità sul destro e sul sinistro. Questo per esempio incide parecchio su alcuni bambini, specialmente in prima elementare, che abbiamo visto che ci sono fortissimi problemi per l'impostazione della scrittura, perché a volte non sanno riconoscere qual è la mano di dominanza per poter prendere la matita e per poter lavorarci sopra. La motivazione, si sono persi tutto il grande lavoro che viene fatto per esempio nella scuola dell'infanzia, che abitua i bambini a fare una cosa del genere. L'orientamento spazio-temporale, vale a dire il come muovermi. Lo si vede per esempio anche con degli esempi stupidi. Ad esempio, dal tuo banco devi venire da me, cerca il percorso più rapido per consegnarmi un foglio. Ci sono dei bambini che all'inizio di quest'anno scolastico erano completamente attoniti, non sapendo quale tipo di percorso dovevano fare. Anche perché in contemporanea sono cambiate le classi, sono cambiate le strutture all'interno delle classi e per loro il distanziamento fisico
vale a dire come sono stati disposti i banchi per consentire la ripresa di quest'anno scolastico, non l'hanno percepito più di tanto. Funzione del tono posturale. Sul tono posturale ci sono problemi che i bambini, già molti, non erano in grado di sedersi, adesso vi assicuro che tenere dei bambini seduti al posto diventa un gran problema. Non tanto perché hanno problemi di disattenzione piuttosto che non ipercinetismo o cosa del genere, ma perché non ho più l'abitudine del rimanere seduto in un posto prestando attenzione a quello che mi viene detto. La conseguenza, ho dei bambini, li chiamo i bambini pitone, che praticamente quando si siedono cominciano dal seduto normalmente al seduto infilando le gambe tra il sedile e la spalliera, al mi giro di lato e infilo le gambe lateralmente, perché non ho più l'attitudine a mantenere una certa posizione. E anche se sto seduto al banco, comunque non ce la faccio e tengo al massimo la posizione per un minuto se va bene, dopodiché non ce la faccio più. Allora è più comodo per me appoggiarmi al banco con la testa, perché per me è una posizione nettamente più comoda. Attenti che non appartengo alla categoria di insegnante di scuola primaria che obbliga i bambini a stare seduti. Per me la sedia potrebbero anche toglierla, potrebbero fare lezione in piedi, potrebbero fare lezione dove ti faccio camminare 30 secondi e poi torni al posto. Ma loro, malgrado si vede che vogliono impegnarsi nel mantenere una posizione, non la reggono. Quello che però è maggiormente importante e secondo me un attimino preoccupante è l'ultima, che è la funzione di rilassamento psichico e corporeo. Dal ritorno a scuola abbiamo dei bambini che sono tesi come delle corde di violino. E questo forse sarà uno degli argomenti che cercherò di parlarne con voi come colleghi per vedere un attimo se anche nelle vostre realtà a livello di attività motoria, scolastica o cosa del genere ci si ritrova. Se il bambino non è tranquillo, io posso fare tutti i salti mortali che voglio, ma una motricità aderente al modello che voglio proporre non ci sarà mai. E questo forse è il problema maggiore che io per esempio ho riscontrato facendo una specie di indagine. E questa specie di indagine io ho voluto farla partendo da due punti diversi di prospettiva. Il primo punto di prospettiva è quello della mia classe. Io ho una terza elementare, bambini fantastici, classe problematica, perché ho delle specializzazioni per cui il dirigente quando sa che c'è qualcosa, qualche bambino che ha qualche problematica un po' particolare, bene, Danese, il bambino è suo. UPA, tutto bello contento. Il problema qui però è le competenze motorie di riferimento in parallelo a quelle che sono le richieste a livello di competenze scolastiche. Come posso farle integrare? Anche perché chi avvezza la scuola sa che una delle proposte che ci è venuta dal Ministero dell'Istruzione è quella di valutare per competenze. E la valutazione per competenze, per esempio in ambito motorio, è molto importante. Allora, il mio primo problema però è stato, ma se io non posso utilizzare una palestra, come posso indagare tutta questa serie di punti, di spunti, di input o cose del genere, per poi capire qual è la competenza che hanno i miei bambini in questo momento. Dall'altra parte invece c'è l'altra parte di me, io sono dei segni dei gemelli, di conseguenza a volte posso sembrare anche un po' un bipolare, perché vivo queste due fantastiche realtà, poter insegnare in una scuola primaria e poter insegnare in una piscina. Vedere un attimo questi cambiamenti che ci sono stati dal lockdown in poi, come possono aver inciso per esempio sulle competenze acquatiche tout court. Questo però vuol dire andare indietro ancora a quando abbiamo fatto i corsi per istruttore di nuoto, all'epoca c'era il primo e il secondo livello, corso di allievi istruttori, di istruttore di base, per cercare di capire un attimo come le competenze motorie terrestri, per esempio, motorie terrestri pure, possono incidere o possono aver inciso, perché sto parlando del periodo compreso tra settembre e ottobre, quando ero in piscina ci potevamo andare, sul piano proprio delle acquisizioni dei nostri bambini. Perché c'è sempre il famoso discorso, ma sul piano terrestre noi abbiamo certi tipi di schemi motori che in acqua invece sono completamente diversi. Dal mio punto di vista invece, quanto meno i nostri bambini hanno imparato sul piano terrestre, quanto più al ritorno in piscina avranno problematiche per capire e digerire quella che è la nostra proposta a livello di acquisizioni di schemi motori acquatici, di abilità acquatiche. Quindi i due poli sulla situazione di partenza di analisi sono stati questi due.
A livello di situazione di partenza, per quello che riguarda l'ambito scolastico, la situazione in questo momento, per quello che riguarda tantissime classi che ho potuto ispezionare, è che i bambini hanno questi 4 grossissimi problemi. Il punto quarto ne abbiamo già parlato: minor controllo dell'equilibrio e delle percezioni spazio-temporali che i soggetti hanno. Di conseguenza, maggior fatica a reggere gli equilibri. Oltretutto poi calcolate che i bambini a scuola, per le fasce di età di cui stiamo parlando, quindi scuola dell'infanzia e scuola primaria, grosso modo come 2 grandi filoni di bambini che stiamo analizzando, c'è il grossissimo problema che dal ritorno a scuola non soltanto hanno dovuto mettere in discussione gli schemi motori magari dimenticati durante il lockdown, ma si sono trovati tutte le regole nuove da dover applicare sfruttando anche questi schemi. Spazio-lateralità, spazio-temporalità, per esempio, entra profondamente in gioco quando io, per esempio, metto in discussione il dover mettersi in fila e obbligare i bambini di scuola dell'infanzia a mantenere un distanziamento almeno di 1 metro di distanza fra di loro. Poi, nella scuola dell'infanzia, questa problematica è stata di molto attenuata, perché comunque ci si è arrivati a capire che i bambini di scuola dell'infanzia non possono mantenere un distanziamento, non ce l'hanno proprio a livello di schema corporeo, a livello di percezione spazio-temporale, eccetera. Ma i bambini di quinta della scuola primaria hanno esattamente le stesse problematiche. Tu mi vieni a dire che devo stare a distanza, ma come posso stare a distanza se non so quant'è 1 metro e 1 metro è un problema di percezione spazio-temporale? Non mi posso neanche tenere per mano perché comunque è vietato il contatto. Ci sono delle classi che molto intelligentemente si tengono a contatto di gomito, ma siamo veramente all'aberrazione. La cosa più preoccupante però che sto registrando, per esempio, sono altre problematiche. Il punto 3 abbiamo detto, rimanere seduti al posto, che per molti è un problema, aggravato poi dal fatto che le normative prevedono che il materiale sia tenuto in una certa maniera, che per loro non è certamente una cosa estremamente facile, ma i primi 2 punti sono quelli che mi preoccupano maggiormente. Una ricerca spasmodica del contatto fisico senza regole. Al ritorno dal lockdown, dei bambini che mai avrebbero toccato un altro compagno, perché comunque erano bambini piuttosto introversi, che non cercavano il contatto fisico con gli altri, adesso invece è un continuo abbracciarsi, è un continuo andare a prendere, a volere il compagno, ma trattenendolo proprio. Per cui il compagno si sposta e io ti afferro, per esempio, per la collottola piuttosto che non per il cappuccio del cappotto, se siamo in giardino, cosa del genere, perché voglio avere sempre il contatto con te. Allo stesso modo, in classe sarebbe vietato da regolamenti Covid, ma i bambini che a un certo punto vogliono dall'insegnante un abbraccio stanno aumentando tantissimo. Specialmente dopo aver fatto un'attività, vogliono avere questo concetto della gratificazione attraverso un abbraccio che l'insegnante può dare. E anche questo ci mette seriamente in crisi, specialmente poi se questi bambini, tornando da noi in piscina, pretenderanno da noi istruttori esattamente la stessa cosa, con le regole che noi sappiamo già, perché comunque da settembre a novembre, grosso modo, le regole prevedevano che noi questo contatto fisico non dovremmo darlo. Dall'altra parte invece un altro aspetto preoccupante sono questi sport legati al combattimento, al voler a tutti i costi scaricare un'aggressività. Attenzione, non sto dicendo che questi bambini sono aggressivi, quindi se ti do un pugno voglio darti un pugno perché mi hai fatto qualche cosa di brutto, mi hai preso un giocattolo, cose di questo tipo. Purtroppo succedono anche queste cose. La realtà dei fatti invece è che uno dei giochi preferiti, specialmente per i maschi, è quello proprio di fare dei combattimenti, prendersi a pugni, fare delle prese da wrestling, per intenderci. Ho visto addirittura nella mia classe, dopo che abbiamo fatto un ragionamento, ma piantiamola di fare queste cose, dei bambini che addirittura hanno infilato i piedi sotto il calorifero, terza elementare, e si sono messi a fare delle serie di addominali. Oppure gente che si è messa a fare flessioni sul pavimento perché la cosa che mi dicevano è: maestro, io devo sfogarmi e voglio fare queste robe qua. Basitissimo, perché ovviamente non è una cosa che francamente ho mai registrato con una terza elementare, ma siamo a questo punto. Tra parentesi, il combattimento poi, non sapendo dominare, non sapendomi coordinare, spesso e volentieri sfocia nel danno. Ieri una bambina praticamente ha tirato un morso, scusate, ad un altro bambino, e questo per istinto si è arrabbiato e me l'ha spinta contro il muro.
ed aveva un bernocolo in testa che sembrava una palla da tennis, per intenderci. Anche su questo grande problema, non so la conseguenza della cosa. Sono in stato di agitazione e mi sono domandato, ho voluto avere delle risposte. Per quanto riguarda invece il piano acqua, anche qui, guardando un po' i bambini durante i corsi, quando aspetto magari qualche mio allievo di VA che entra in acqua, piuttosto che non dando una mano alla coordinatrice dell'impianto per quello che riguardava alcuni corsi al sabato, perché ho un po' di tempo libero, ho dato una mano per la gestione dei corsi, ho visto situazioni di questo tipo, una certa maggiore insicurezza nell'ingresso nell'acqua. Questo fa parte del patrimonio che ne parleremo dopo. Se io ho la possibilità di fare attività motoria, ho anche la possibilità, per esempio, di rendermi più sicuro, perché capisco che certe cose che possono essere paurose, nella realtà dei fatti le affronto in un'altra situazione, per me diventano cose più facili. C'è la parametratura che dicevamo prima spazio-temporale, non è facilissimo. Io ne so qualcosa perché soffrendo di vertigini, per esempio, una delle cose che evito puntualmente di fare è fare il tuffo di partenza dal blocco perché mi manca il campo di profondità. Ma io ho una problematica ben particolare. Non dovrebbe essere troppo una difficoltà per quello che riguarda i bambini nel poter, per esempio, entrare nell'acqua. Una maggiore insicurezza nei primi spostamenti in acqua. Affronteremo anche dopo questo argomento, ma è ovvio che se io entro nell'acqua o entro in un ambiente che non conosco, una delle prime cose che farò è sfruttare quelli che sono gli strumenti che io già conosco, che ho già applicato e so sfruttare. Nel caso dell'acqua, per esempio, una volta che sono entrato, una delle cose che io dovrei sfruttare sono alcuni schemi motori terrestri che posso applicare all'acqua per poter rendermi più sicuro e rendermi più autonomo. Ecco, ho visto che rispetto agli altri anni, dove i bambini erano nettamente più sicuri nel potersi muovere, tanto in una vasca didattica quanto in una vasca alta, adesso invece c'erano molte perplessità. Il tempo che impiegavano gli istruttori di nuoto per poter mettere in acqua questi bambini era nettamente più lungo. Maggiore difficoltà nella ripresa dell'abilità acquatica prese precedentemente, vale a dire bambini che fondamentalmente erano già dei buoni nuotatori, ci hanno messo molto più tempo rispetto agli altri anni per riuscire ad avere uno stile di nuotata simile a quello che avevano prima del lockdown. E non soltanto per un aspetto condizionale, vale a dire mi stanco subito perché effettivamente non c'ho più fiato, volgarmente detto, ma proprio perché a livello coordinativo, a livello motorio devo impiegarci più tempo, perché la mia mente fino a un certo momento era stata impiegata per tutt'altro scopo, adesso tu mi chiedi invece di mirare verso un obiettivo ben particolare. E qua apriamo una prima parentesi su quello che sarà poi, come si chiama, i consigli che cercherò, o meglio, le cose che ho pensato io per quello che potrebbe essere il futuro dopo questa parte di pausa. Un cambiamento abbastanza netto, che da quando c'è la cultura dell'acqua e si continua a ribadire, il passaggio da essere istruttore di nuoto a diventare educatore acquatico, che non vuol dire che noi ci annulliamo completamente la figura dell'istruttore di nuoto in quanto tale, ma entriamo in un campo dell'educatore acquatico che deve pensare anche a i bambini hanno delle difficoltà, quali possono essere le strategie che io posso mettere in atto per far sì che queste difficoltà possano scomparire o quantomeno attenuarsi il più possibile per far sì che questi ragazzi possano ottenere l'obiettivo. Minor facilità nell'eseguire i movimenti a causa della distraibilità. È come se tanti bambini pensassero a tutt'altra cosa, oppure avere l'idea che loro ti guardano, ma guardandoti si vede che stanno pensando a qualcos'altro. Questa cosa sulla distraibilità e sull'attenzione, poi oltretutto, è anche un po' un problema, perché comunque calcoliamo che è collegato al fatto che mentre prima molti messaggi non verbali trasmessi per esempio dal nostro viso erano chiarissimi, adesso con la mascherina, che sia trasparente, che sia quella di stoffa, di carta, quello che volete voi, ma si fa una gran fatica a reinterpretare quello che il mio maestro vuole. Una delle cose per esempio che noi abbiamo come grande difficoltà a scuola è il fatto che comunque la mascherina tenuta sempre sul volto attenua di molto il nostro parlato. Bisognerebbe accorgersi anche di questa cosa qua.
Per cui sapere se la distraibilità dei nostri soggetti è determinato da alcuni pensieri che i nostri bambini hanno o dal fatto che, visto che noi indossiamo una mascherina trasparente, opaca, tutto quello che volete voi, ma non hanno ancora riparametrato come noi comunichiamo a quello che invece era prima. Quindi che differenze ci sono? Io lo ammetto spassionatamente, tante volte quando lancio dei messaggi alla mia classe, io la mascherina la abbasso perché per ottenere un determinato risultato ho bisogno di far vedere tutto il volto. Sono a distanza di sicurezza, parlo con i bambini e poi ritiro sulla maschera e la stessa cosa la pretendo da loro. Se mi devono parlare, abbassare un attimino la maschera, mi dici quello che mi devi dire e poi la puoi rialzare. In piscina abbiamo regole diverse, ma devo calcolare anche questa variabile per vedere effettivamente se a livello attentivo ho un problema legato alla distraibilità o è legato a un fatto che il bambino non riesce a comunicare con noi e a percepire quello che noi vogliamo dire. In ultimo, come dicevamo anche prima, maggior affaticamento nell'esecuzione del gesto. E questo è una causa prettamente condizionale, perché comunque anche legato al fatto che a livello coordinativo non riesco più a tenere il gesto come era prima, che era molto più economico, il risultato è quello che io mi affatico molto prima. Un gesto che prima era efficiente e mi dava efficacia di nuotata, adesso invece diventa un qualcosa che a momenti mi diventa addirittura una zavorra, perché non so più condurlo. Quindi non sono coordinato nel tipo di movimento che sto facendo, sono già scarsino a livello condizionale per il tipo di movimento che dovrei fare, il risultato non so muovermi più come mi muovevo prima. Dopo questa prima premessa sui due ambienti che ho analizzato, i principali problemi motori, secondo me, anche secondo altri aggiornamenti che ho fatto, confrontandomi con dei colleghi, e vedendo anche in internet, uscendo dall'infodemia che in questo momento c'è riguardo a quante proposizioni di articoli, di giornale, eccetera, che possono essere, chi ci ha studiato e quali possono essere i denominatori che possono raggruppare tutte le difficoltà del bambino in pochi ambiti. Francamente ne ho trovati tre. Una prima attività, un primo ambito è che i problemi motori derivano dall'inattività forzata propriamente detta. Sei rimasto chiuso in casa per un tot periodo, non ti sei mosso, ci sono state problematiche. Studi fatti in Lombardia, per esempio, invece ci vengono a dire, sì, attenzione, che però se il bambino non si muove bene o ha un'idea, per esempio, di comportamenti problema, non deriva soltanto dal fatto che è rimasto fermo in casa, ma perché fermandosi in casa ha sentito che i genitori hanno determinate problematiche. Il terzo invece, problemi legati da stress da Covid. E lo stress da Covid, ho appena sentito la dottoressa Contardi che ne parlava in un aggiornamento, mi sono informato maggiormente su altri che ci hanno studiato sopra. Effettivamente è una cosa che io ho sottovalutato, ma anche su me stesso, perché poi rileggendo che cos'è lo stress da Covid ho capito cosa mi stava succedendo anche a me come adulto nel periodo dove anch'io, chiuso in casa per il lockdown, ho dovuto per esempio fare delle lezioni per l'università, fare le lezioni per la didattica a distanza per i miei alunni e capire che questo mi generava uno stress spaventoso con delle conseguenze. Problemi familiari, ho trovato due studi che caratterizzano poi l'intervento che sto facendo adesso, per esempio del Gaslini di Genova e della nostra famiglia del centro Medea di Bosiso Parini in Lombardia. Bosiso Parini è un paese tra Milano e Lecco, per intenderci. Hanno studiato da una parte il Gaslini, una serie di bambini, una serie di alunni, di bambini che andavano dagli 0 alla terza media. Per quello che riguarda invece la nostra famiglia, ha fatto degli studi, visto che loro sono specializzati nella disabilità, in quello che è successo durante il lockdown su soggetti, per esempio, con problemi di neurosviluppo. Penso ai bambini, per esempio, a ADHD, quindi con disturbi di iperattività e problemi di attenzione. Penso ai bambini con disturbo dello spettro autistico. Loro fondamentalmente i medici in queste due ricerche dicono principalmente che all'inizio, per quello che riguarda il bambino, c'è stata una cosa nettamente positiva. La motivazione, il bambino è rimasto a casa con i genitori. E per esempio, se parliamo di bambini 0-6 anni, non c'è niente di meglio
per riuscire a sviluppare competenze, abilità, conoscenze, eccetera, che non col confronto del genitore. Il problema poi veniva fuori in una seconda fase, quando invece il troppo tempo passato a casa invece con i genitori sviluppava in parallelo tutta una serie di preoccupazioni che questi bambini hanno cominciato a vivere. La mia regione, la Lombardia, è stata una delle più drammaticamente tartassate. Non sono dalla parte del bergamasco, però sentendo alcuni colleghi, amici, eccetera, della provincia di Bergamo, è stato veramente un dramma nazionale. Vale a dire, effettivamente ogni giorno si sentiva il rumore dell'ambulanza, il rumore dei camion che portavano le bare, piuttosto che non, quasi ogni famiglia della provincia di Bergamo ha sicuramente avuto un lutto familiare per quello che riguarda il Covid. E una problematica di questo tipo legata alla famiglia chiusa in casa, che non può esprimere il lutto in una maniera diversa da quello di parlarne col nucleo familiare contenuto all'interno dell'appartamento, porta anche a parlarne, per esempio, non tenendo conto che c'è un bambino dagli 0 ai 6 anni, ma anche oltre, che sta ascoltando. E questo ascoltare praticamente porta veramente a creare una preoccupazione in questi bambini. A scuola ho dovuto discutere con una persona perché secondo lui, avendo avuto il bambino il Covid, in teoria al ritorno a scuola non doveva essere più attaccato perché chissà che cosa succedeva. E anche questo è un motivo di carico. Quindi la paura immotivata io ce l'ho, oppure bambini che vengono a scuola perché comunque negativizzati e viventi con la nonna e la mamma a casa con il Covid, la risposta è stata: io questo bambino non lo quello che doveva fare perché non ha la mamma al Covid, e anche questo davanti al bambino che comunque è ascoltato. Quindi preoccupazione, ansia, poca capacità di gestire la situazione. Permettete che l'ultimo dei miei pensieri come bambino che sento tutte queste cose in casa è pensare a fare bene un movimento, se non esternalizzare alcune forme di movimento che possono essere per esempio ripetitive. Ma la forma di movimento ripetitiva non è mai un buon segno, perché vuol dire che sto nevrotizzando e sto stereotipando praticamente quel movimento perché mi tranquillizza. Bambini con problemi, per esempio, sono quelli che ripetutamente tendono a farsi, per esempio, il ricciolo nei capelli, perché questa cosa qua mi tranquillizza. Bambini che a un certo punto hanno cominciato ad ondeggiare sul tavolo senza alcun motivo apparente, perché il ninnarsi mi tranquillizza. Bambini che hanno cominciato a prendere dei giocattoli e rimetterli sempre in una sequenza preordinata, sempre uguale. E se tu sposti un qualche cosa, questo bambino praticamente ha cominciato a dare i numeri. Questa attenzione, non voglio dire che c'è una trasformazione dei bambini normotipici in bambini con disturbo dello spettro autistico, ma è un simbolo preoccupante il fatto che tu ritualmente fai sempre la stessa cosa, una volta che hai fatto questa cosa distruggi la cosa e la ripeti e la rifai nuovamente uguale e così via. Ok? Quindi gli studi che sono stati fatti dalla nostra famiglia e dal Gaslini hanno puntato su questo, vale a dire, se il genitore ha determinate preoccupazioni, quali sono stati i risultati su questi ragazzi, su questi bambini? Ed entrambe queste due enti sono arrivate alla stessa conclusione: un aumento spaventoso, per esempio, di comportamenti problema e un aumento altrettanto alto, per esempio, di atteggiamenti disadattanti, tra cui l'essere iperattivo, per esempio, facendo dei movimenti non finalizzati, per esempio, ad uno scopo o ad una richiesta. O anche lo stress grave da Covid. Anche questo, ripeto, non ho accennato precedentemente, un po' un campanello d'allarme l'ho avuto. Tradotto, se io sono in una situazione di stress, tutto sommato lo stress possiamo considerarlo anche uno stress positivo. Tradotto, sono in una situazione che ritengo di pericolo, di minaccia, cosa di questo tipo, improvvisamente il mio corpo tende a dire al cervello: ascolta, cerca di produrre delle sostanze perché io riesca ad affrontare questa situazione.
tendenzialmente si usa il termine fight or flight response di Cannon 1920, che diceva: noi abbiamo una parte di cervello animale legato a quando l'uomo primitivo era nelle caverne e doveva affrontare la tigre con i denti a sciabola, di conseguenza la prima cosa che doveva fare è un sistema abbastanza rapido per poter reagire allo stress, per riuscire a superare la problematica che ho di fronte. Allora, tutto sommato, in un primo momento di Covid, noi abbiamo avuto questa possibilità di poter avere comunque questo sistema che mi aiutava. Tutto sommato produceva degli ormoni, adrenalina, noradrenalina, soprattutto il cortisolo, che avevano lo scopo di dire: ok, affronta questo problema, vediamo di esserne vincitori, tra virgolette, cerca di stare anche il più bene possibile, vedrai che prima o poi passa. Quindi tendenzialmente io posso dire che i primi tempi di Covid erano anche stati, tra virgolette, anche abbastanza stimolanti, tutto sommato, perché comunque lo stress era ancora a livelli acuti, non superava, e già essere ad un livello acuto vuol dire cominciare a dire al tuo corpo: attento che stai allungando un po' troppo il percorso. Voleva dire che lo smaltimento di questo stato stressorio veniva spinto sempre più avanti. Molti bambini però sono andati decisamente più avanti, vale a dire questo stress è diventato da acuto a cronico, a grave, e non riescono ad abbassare praticamente questo livello dell'essere sempre attivo, dell'essere sempre sul pezzo. Mi scusino i medici presenti o gli psicologi presenti se ho molto sintetizzato, ma è per arrivare a questo dunque. Vale a dire, i bambini sono di un iperattivo anche a causa di questo stress che non riescono a smaltire. Oltretutto poi è uno stress talmente tanto forte che è molto anche dispendioso a livello fisico. E questo dispendio praticamente a livello fisico porta che molti bambini presenti in classe abbiano poi delle manifestazioni assimilabili forse ad altre patologie che potrebbero spaventarci, per esempio, come insegnanti, ma che sono collegati a questo problema. Ripeto, in settembre noi abbiamo vissuto problematiche di questo tipo. E per esempio stress da Covid, io posso avere nello stress acuto situazioni di questo tipo, ma tendono a calare. Poi col calo ormonale, per avere un momento dove il sistema parasimpatico mi fa comunque rilassare e riesco a ritrovare un nuovo equilibrio. Nella realtà dei fatti, io specialmente i primi tempi, una delle cose più difficili che avevo era che i bambini, specialmente quelli già che prima del lockdown manifestavano qualche problematica, la colonna di destra me l'hanno manifestata in tutto il loro splendore. Vale a dire, depressione, disperazione, frustrazione, rabbia sono all'ordine del giorno. Sto facendo dei lavori sulle competenze emotive per i miei alunni e una delle problematiche grosse che hanno i miei alunni, per esempio, è che si sentono decisamente arrabbiati e non sanno il perché. Come dall'altra parte alcuni bambini che per un non nulla tendono ad essere, per esempio, disperati e piangono come se non ci fosse un domani. Quindi manifestazioni di questo tipo, purtroppo, io le sto vivendo ancora adesso, che sono passati un quadrimestre intero, quindi 4 mesi dall'inizio dell'anno scolastico. La cosa importante, per esempio, che viene espressa a questo livello è che stanno cominciando ad avere però finalmente un certo livello di consapevolezza, vale a dire: tu ti stai arrabbiando, ma mi devi anche dire perché ti stai arrabbiando, spiegami un po' la motivazione del perché di questa cosa. E un lavoro abbastanza grosso che stiamo facendo a scuola è proprio questo, anche perché purtroppo per mancanza di fondi non abbiamo sempre la possibilità di avere uno psicologo scolastico che ci possa aiutare in un lavoro di questo tipo. Se il lockdown, per quanto riguarda il venire in piscina, dovesse andare avanti ancora per parecchio tempo, immagino che la stessa situazione si manifesterà anche sul piano vasca. Per cui provo ad immaginare i bambini 3-5 anni come sopporteranno, per esempio, il distacco dalla mamma. Dopo essere stati presi, per esempio, alla scuola materna, come si presenteranno poi sul piano vasca. Tutto questo è collegato, come dicevamo anche prima, al fatto che la preoccupazione maggiore è che se io penso alla mamma o sono effettivamente stressato, sono arrabbiato, ho determinate preoccupazioni, non vado certamente a pensare ad eseguire il gesto motorio perfettamente come dovrebbe essere eseguito.
io la richiesta che ti faccio è: maestro, fammi muovere il più possibile, fammi scaricare. Dopo che mi hai fatto scaricare, ripartiamo e mi fai fare quello che vuoi tu. Ma se io vivo questo stato di stress talmente tanto grave che tendo ad essere anche aggressivo per la situazione che tu stai vedendo, allora a questo punto diventa tutto inutile quello che mi dici successivamente. Per noi a scuola è un problema di didattica, per noi in piscina diventa un problema invece tecnico, vale a dire avere il bambino già predisposto a livello di tranquillità nel fare un'attività fisica che sia il più vicino a quello che noi vorremmo che lui facesse. In ultimo, l'inattività propriamente detta. L'inattività propriamente detta è la base, per esempio, di quello che viene detto analfabetismo motorio. L'analfabetismo motorio è un termine che si utilizzava, si è cominciato ad utilizzare verso gli anni 90. La motivazione, mentre io per esempio ero un bambino che dove vivevo avevo parecchi campi, boschi, cose del genere, e mi divertivo praticamente ad andare in giro per campi e boschi, e avevo quindi le mie 2 ore, diciamo, di attività sportiva, fisica, fuori di casa, adesso una cosa del genere non c'è più. Diciamo che alcuni che ci hanno studiato hanno detto che gli anni sono circa gli anni 90. In effetti, per esempio, il mio territorio, che è quello dell'Alto Milanese, tra Milano e Varese, mentre prima c'erano parecchi campi e boschi, adesso invece è tutto un continuo di centri commerciali. Mandar fuori un bambino a giocare nella natura è un po' un problema. Sono di origine mantovana, ho provato a vedere nella zona di San Giorgio di Mantova, sono andato a trovare dei parenti tempo fa, e mentre prima mi ricordavo che c'erano anche lì molti campi, canali, c'era il Mincio, eccetera, adesso invece ho visto anche in questo caso tutta una serie di centri commerciali che hanno cambiato completamente la fisionomia del territorio. Di conseguenza l'uscire in giardino, l'uscire nel bosco, l'uscire nel campo, l'uscire anche in strada, giocare a calcio liberamente, facendo street games per vedere di muovermi con i miei compagni, sul modello per esempio ragazzi della Via Pal, ecco, in questo caso non esistono più. E prima ci si lamentava. In effetti poi, ormai, mentre prima c'era un prima degli anni 90 e un dopo anni 90, adesso invece dobbiamo parlare anche addirittura di un prima del lockdown. E ho messo l'ultima frase, se vedete, piuttosto che niente era meglio piuttosto. Vale a dire, dopo gli anni 90, già i nostri alunni, già i nostri allievi, scusate alunni, ma la deformazione professionale ogni tanto salta fuori, c'era ancora. E il problema grosso comunque era il fatto che questi nostri alunni già prima del lockdown, allievi scusate, del lockdown, già facevano un'attività motoria che li stava già portando verso l'ipocinesia. Tradotto, fai 2 volte nuoto, benissimo, ma 2 volte nuoto, per esempio, se penso alla realtà del mio impianto, dell'impianto dove lavoro, vuol dire che se ti va bene sono 2 ore alla settimana. 2 ore alla settimana poi non di qualcosa che ti permette di variare, per esempio, su più schemi motori, su più trasferimenti, per esempio, di schema motorio, eccetera, eccetera, ma un qualcosa che tende ad essere molto tecnico e finisce lì. Oltretutto, poi magari puntando ad una specializzazione che non viene neanche terminata, perché magari dopo 2 o 3 mesi io con lo sport non lo faccio più e ho qualcosa che mi rimane praticamente sul vago. Quindi già prima del lockdown noi avevamo un qualcosa che conduceva certamente verso l'ipocinesia, vale a dire avere dei bambini che non sapevano muoversi. Uno dei motivi per cui si vuole mettere l'insegnante di motoria alla scuola primaria era che qualcuno definiva che il bambino alla scuola primaria non sa più fare la capovolta. Sì, ma è un discorso di 20 anni fa, perché adesso la capovolta per me a scuola quando faccio motoria è uno degli ultimi problemi. Io ho molti bambini che non hanno l'idea di come si lancia una palla, per i discorsi che dicevamo prima. Non so calcolare un oggetto in volo, quanta distanza deve fare e non so quanta forza devo mettergli per riuscire a lanciare il pallone per avere uno scopo. Quindi molti bambini non sanno saltare a piedi pari. Molti bambini non sanno, per esempio, passare in un cerchio perché calcolano che hanno la parte davanti, ma non calcolano più che hanno la parte dietro. O, per esempio, una cosa importante come per esempio l'arrampicarsi, che diventa fondamentale, per esempio, quando io ho il primo approccio con l'acqua, non riesco più a capire come devo farlo,
perché comunque non ho possibilità di arrampicarmi. Nelle palestre, per esempio, stanno togliendo i palchi di salita con la pertica, la fune e la spalliera e non li stanno sostituendo con niente. In giardino io avevo degli alberi, i bambini ogni tanto si arrampicavano almeno su un ramo degli alberi, sono arrivati i giardinieri, hanno tagliato il ramo ed è finito il discorso. Nella situazione attuale manca proprio, siamo arrivati proprio che manca completamente tutto. E mancare completamente tutto, c'è il problema grosso, quindi che stanno in casa e non hanno possibilità di fare attività motoria. In Lombardia ormai sono 2 mesi che al massimo il papà mi può portare a fare il giro del palazzo, perché se mi porta al parco potrebbe avere dei guai, e tutti gli impianti sportivi sono chiusi, o meno, parlando di chi non fa attività agonistica. Di conseguenza, quello che già prima era poco, adesso sarà ancora meno. La preoccupazione grossa, infatti, sono i bambini della scuola dell'infanzia, perché nel periodo 3-5 anni dovrebbero poter affrontare le loro prime sperimentazioni, per esempio per l'acquisizione degli schemi motori di base, correre, saltare, arrampicarsi, rotolarsi, eccetera, eccetera, e non stanno facendo niente, perché comunque anche all'interno della scuola dell'infanzia non c'è sempre la possibilità di fare i laboratori di psicomotricità che per esempio prima del lockdown si faceva. Le ripercussioni quindi sono veramente enormi. Un esempio delle ripercussioni, per esempio, studio che è stato fatto dall'Università di Buffalo, e visto che siamo in Veneto ne parliamo, hanno preso un gruppo campione della provincia di Verona e hanno visto praticamente quant'è l'incidenza del lockdown su soggetti, per esempio, obesi, e i livelli stanno alzandosi in maniera spaventosa. L'obesità è anche dettata dal fatto che non faccio attività fisica, ma se divento troppo obeso non faccio attività fisica perché non riesco a farla, e si parte con un ciclo vizioso che porta all'inattività fisica. O per esempio, come succede durante il lockdown, quando siamo rimasti chiusi da marzo fino a maggio, la problematica grossa è che sono saltati completamente i cicli rutinari tra quando devo mangiare, quando posso fare attività fisica e quando posso dormire. Mettendoci dentro anche che è stata tolta la scuola, che era un'altra cosa molto importante che dava un ritmo, un ciclo a questi bambini. Saltato anche il ritmo scolastico, dove io ti obbligo a svegliarti a una certa ora, perché devi lavorare una certa ora, devi mangiare una certa ora, e devi andare a dormire in un'altra ora, è saltato tutto, e bambini con problematica di questo tipo stanno acuendo ancora di più questa caratteristica. Perché abbiamo parlato di schemi motori terrestri? Ma dai corsi base noi sappiamo che schemi motori terrestri appartengono al patrimonio filogenetico dell'uomo, schemi acquatici invece sono tutti quelli che noi possiamo imparare. Certo, ma io quando entro in acqua ho bisogno di avere gli schemi motori di base terrestri per potermi adattare alla situazione. Se io entro nell'acqua e nell'acqua non tocco, ho paura di non toccare, uno dei primi schemi che cerco di applicare è l'arrampicata, perché comunque l'aggrapparmi al bordo fa parte di questo schema motorio. Se io non ho la possibilità di affrontare questo schema, mi diventerà poi successivamente più difficile trasformare questo schema motorio terrestre all'acqua. Di conseguenza, non lo so, agganciarmi con meno forza per tentare poi di muovere le gambe e cercare di stare a galla con una propulsione verso il basso, che poi si dovrebbe trasformare, togliendo le mani, in un movimento che non è più terrestre e diventa prettamente acquatico. Quindi in questo momento un'altra delle cose che dovremmo affrontare come istruttori di nuoto dopo il lockdown sarà una rivisitazione di tutti gli schemi motori terrestri che ci possono tornare utili per quella che sarà poi l'applicazione in acqua. Anche la semplice camminata. Se io non ho equilibrio, come dicevamo prima, e cerco di attraversare la vasca camminando, avrò dei problemi di stabilità, perché comunque non mi sento più sicuro della mia camminata, avrò delle difficoltà maggiori anche nell'attraversamento dell'acqua con una resistenza che mi prende. Un bambino di 5 anni, se si immerge acqua per esempio alle spalle, la T11, la vertebra che fa da equilibrio tra spinta idrostatica e forza di gravità, è immersa, la spinta idrostatica fa saltare completamente lo schema motorio della camminata. Se io sono padrone della camminata, la posso trasformare in qualcosa che mi possa tornare utile, sollevare le gambe per vincere la resistenza dell'acqua, supponiamo il caso. Se non ho questa caratteristica,
vale a dire non ho fissato il mio schema motore della camminata, posso tranquillamente cadere nell'acqua e avere un istruttore che deve essere pronto a tirarmi su perché vede che sono un pochettino instabile in quello che sto facendo. Come agire? Io ho messo degli spunti che serviranno a me per quando ritornerò, e so che ci ritornerò, a fare l'istruttore in piscina. E una delle prime cose che do come consiglio è quello di conoscere l'evoluzione della motricità dei bambini sul piano terrestre. Vale a dire, cerco di vedere quali sono gli schemi motori terrestri, come si evolvono nel bambino a partire dai 3 anni, che è la fascia per esempio che mi interessa di più, fino alla fascia mia di riferimento, che potrebbero essere quelli di quinta elementare. So quali sono i passaggi che il bambino deve avere? La conoscenza mi serve perché poi successivamente in quello che gli farò fare in piscina posso tornare a vedere se questi passaggi temporali sono stati realizzati. E posso dire, per esempio, più o meno un anno, ci si può anche stare di differenza tra l'età che viene segnalata dalle tabelle come sviluppo della motricità e l'obiettivo più o meno raggiunto. Se vado oltre, non posso parlare di patologia, ripeto, perché noi non siamo, o meglio, io non sono psicomotricista, però ci do un attimino più attenzione. Se ti devo fare entrare in acqua, presterò maggior cura al fatto che tu entri in acqua ed ti insegnerò, per esempio, come ci si aggrappa, per esempio, al bordo, perché magari tu questo passaggio potresti averlo saltato. Realizzazione poi di spazi adeguati allo scopo, non soltanto a livello psicologico, come per esempio penso allo spazio sociale che vi ha proposto la dottoressa Contardi in un altro suo intervento, ma anche uno spazio fisico attrezzato al. Mi viene in mente per esempio anche semplicemente sapendo che qualche bambino potrebbe avere sul punto che abbiamo visto 2 problematiche delle famiglie o punto 3 problematica legata allo stress, ti metto un distrattore che potrebbe essere per esempio utile. Chi mi conosce sa che quando faccio i corsi per il nazionale porto via tantissime magliette o cose di questo, porto tantissime magliette. Io per esempio per i miei alunni quando li vedo un pochettino stressati, spero che si veda, ho la mia maglietta dei supereroi. Supereroi bene o male hanno appeal con i bambini, per cui ogni tanto mi vengono a chiedere ma scusa ma quello chi è? Ma cosa fa? Ah no, a me piace quello. Ah ma guarda come hanno trasformato, non lo so, il Joker, che è anche il mio preferito. Io lo vedo in maniera diversa. Anche semplicemente la cura di una cosa di questo tipo non è male. Ho tantissime magliette con tanti personaggi, per esempio dei fumetti. Se sono a scuola e so che devo affrontare un argomento piuttosto ostico, mi carico di questa bella maglietta e via andare. Trasformarsi da istruttori di nuoto, come dicevamo prima, ad educatori acquatici, sapendo che deve entrare in una nuova realtà. Una realtà che mi dice che io sono effettivamente un istruttore ottimista che porta ottimismo in tutte le persone che stanno davanti a me, ma calcolo anche tantissime cose, come per esempio la noia. Molti bambini, per esempio, svolgono un'attività motoria come scarso livello perché la ritengono noiosa. Non noiosa perché noi gli proponiamo una cosa noiosa, ma perché nella loro testa è noiosa, perché non vorrebbero fare quella lì. Maestro, non mi fai fare una sfida. Maestro, non mi metti in competizione. Maestro, mi stai tenendo a 1 metro di distanza dal mio compagno in corsia e io vorrei parlare con lui. Almeno 1 minuto e poi mi distanzio e faccio l'esercizio che vuoi tu. Se tu mi dici no, non puoi rimanere col tuo compagno, io penso al fatto che io vorrei rimanere col mio compagno e mi annoio, mi ribello, mi arrabbio. Quindi le proposte mirate saranno sempre più all'ordine del giorno, capendo che noi non abbiamo 10 bambini, che non abbiamo un corso di 10 bambini, ma abbiamo 10 bambini in un corso. L'utilizzo di uno sfondo, la ridiscussione delle progressioni didattiche, soprattutto sull'aspetto temporale, vale a dire quanto tempo ci impiegano i miei bambini per fare un determinato tipo di attività. Generalmente bisognerebbe consigliare che il meno aiuta, il togliere fa fare di più. Io rimango fermo su un certo tipo di movimento perché mi interessa quel tipo di movimento, pochi lavori su quel movimento, ma che siano poi perfettamente capiti, perfettamente realizzati da chi ho davanti. Ho una mentalità molto da istruttore di nuoto per disabili, perché questo è il fondamento. Non punto tanto sulla quantità di lavoro fatto nel momento, ma sulla qualità del lavoro. Per me mezz'ora deve essere mezz'ora dove si lavora talmente tanto bene che con 3 esercizi tu hai capito esattamente quello che devi fare. Ecco, con i bambini che ci torneranno,
in piscina dopo il periodo di forzato stop a causa di DPCM, dovremmo lavorare anche sotto questo aspetto. Qual è il problema grosso? Meno per farti più. Sullo sfondo integratore nelle singole attività, ripeto, non dico nulla, perché avete in regione Antonella Beghetto che su queste cose è decisamente fantastica. Io ci sto lavorando con i miei alunni in classe, ma proporrò la stessa cosa per esempio in piscina se mai dovesse avere un gruppo. Per esempio abbiamo parlato di aggressività, l'aggressività nel parlato, il socio attivo della Ericsson per esempio che propone il parlare come lupo e il parlare come giraffa. Ci sono delle schede adatte da far colorare, si può parlare con tutti questi bambini, benissimo. Mi accorgo che nel mio corso ci sono bambini particolarmente aggressivi, specialmente nel parlato, può essere una proposta anche di questo tipo. Ovvio che l'istruttore deve essere anche preparato per fare una cosa di questo tipo, perché non è semplicemente leggere una scheda e muovere due pupazzi per dire se dici le brutte parole sei un lupo, se parli invece bene sei giraffa. Ma io arrivo anche a dover magari intuire il fatto di se un bambino mi dà una risposta, devo riuscire ad essere preciso sul pezzo. Progetti interdisciplinari, quindi terra e acqua, tradotto l'attività della ginnastica prenatatoria, che so che in molti impianti non si fa, potrebbe diventare una nuova idea per fare qualcosa in piscina. Creare lo spazio adatto dove io ti preparo con degli esercizi legati agli schemi motori terrestri. So che magari questi schemi poi nell'acqua avranno scarsa applicazione, ma lo faccio anche e soprattutto per due punti. Primo, per rasserenarti un attimo prima di entrare in acqua. Secondo, perché so che gli schemi motori terrestri tu nella vita di tutti i giorni magari non li riesci ad approfondire, ti propongo un qualcosa che sia collegato a questo argomento. E in ultimo, per i soggetti fragili. Perché, ripeto, come abbiamo detto precedentemente, noi possiamo definire come soggetto fragile un soggetto che è legato alla disabilità in quanto tale, sono quelli di cui mi occupo io e tanti colleghi, credo, fra di voi, ma diventeranno soggetti fragili anche tanti bambini che a causa del forzato stop e il lockdown non hanno più quel grado di motilità, di motricità che avevano precedentemente, o addirittura che perché hanno bruciato alcuni anni molto importanti, come abbiamo detto, dai 4 ai 7 anni, che sono anni veramente fondamentali, hanno bisogno praticamente di essere rincuorati e con tutta una serie di esercitazioni adatte, portati, tra virgolette, alla pari, per poter riuscire a, una volta finito l'ambiente piscina, andare nell'ambiente acqua e svolgere l'attività che... una volta usciti dall'ambiente acqua, andare sul piano terrestre e trasferire quello che ho preso in piscina in un'attività che posso fare anche all'esterno della piscina, nella vita di tutti i giorni. Ok? Signori, avrei finito. Paolo, allora grazie della puntualità e precisione dei contenuti. Siamo andati un pochino lunghi, però ti volevo comunque portare due considerazioni che sono arrivate nei commenti. Una collega, Caterina D'Angelo, che condivide le tue stesse difficoltà e osserva che addirittura i suoi bambini hanno rinunciato quasi a giocare. E poi ti giro, se puoi rispondere proprio telegraficamente, una domanda di Luca Santi che dice se può essere una buona idea lasciar sfogare, tra virgolette, i bambini per 10 minuti in libertà prima della lezione. Ti chiederei proprio una considerazione telegrafica. Rapidissimo, l'idea è ottima, ma devo essere un istruttore veramente bravo a controllare che in questi 10 minuti non disfino te, la palestra e i compagni. Per cui se l'istruttore sul pezzo ha esperienza, certamente potrebbe essere una buona idea. Se l'istruttore invece non è pronto, non è preparato, qualche problema possiamo averlo. Però è una buona idea, io lo faccio. Perfetto, chiarissimo. Allora, io, come dicevo, siamo in chiusura, quindi ringrazio tantissimo Paolo Danese. Lascio la parola a Antonella per la chiusura formale dei lavori e ricordo che il prossimo appuntamento è previsto per martedì 19 gennaio con Michele Avanzo sull'importanza delle relazioni al tempo del Covid. Antonella, prego. Paolo, ti ringrazio tantissimo del tuo intervento, tant'è che dai messaggi che ho ricevuto in privato mi viene da chiederti se possiamo averti un'altra volta e creare un altro appuntamento in modo specifico con te, in modo che tu possa continuare in questo excursus e a continuare a darci degli ottimi messaggi che ci hai dato finora. Quindi
Sono veramente contenta, ti ringrazio proprio di cuore, perché dal punto di vista di genitore, da insegnante, poter avere uno come te all'ingresso della piscina come Santino, che può darci il buon modo di comunicare, di comportarsi per far stare bene i bambini, sarebbe veramente oro colato tutti i giorni. Grazie infinite, grazie con tutto cuore. Grazie a voi per avermi dato questa la possibilità. serata. Grazie Federico anche per la serata e grazie dell'attenzione a tutti quanti. Bene, allora Paolo ti abbiamo anche santificato, quindi direi che così non c'è molto da aggiungere. Grazie ancora, grazie a tutti quelli che sono stati con noi e ci vediamo martedì. Buona serata.